Sinistro per Alessio Perinu dell'Aurora Calangianus, che non è in grado di proseguire l'incontro. Finisce così, vittoria prima del limite per infortunio. Allora Simone Steri volerà oltre Tirreno a rappresentare la Sardegna nel torneo nazionale, incontro dominato e vinto con merito a prescindere ovviamente dall'infortunio su Alessio Perinu della Aurora Calangianus. Va così in archivio il primo match, la prima finale. Vedremo se poi ci sarà spazio anche per sentire Simone Steri al nostro microfono. Svestono ora i guantoni. Noi direi che da Decimo Manu ci possiamo prendere una piccolissima pausa, poi torneremo in diretta con le 4 finali che mancano alla conclusione di questa serata. La società Bartoli Frigeredi, con sede a Decimo Mannu, lungo la strada statale 130 al chilometro 14,300, esegue demolizioni industriali, recupero e trasporto materiali ferrosi e non, ritiro materie plastiche riciclabili e non riciclabili e servizio di pressatura. Per prenotare il ritiro dei tuoi materiali, chiama i numeri 340 10 29 181 oppure 346 86 34 752. Bartoli Frigeredi sostiene lo sport. Torniamo in diretta da Decimo Mannu, fase regionale del torneo nazionale senior, che prosegue con la seconda sfida, è quella tra Giambattista De Sogus della Wheelchair Ghilarza all'angolo rosso, mentre all'angolo blu c'è Kevin Lowers della Boxing Club Sassari. Questi i due contendenti allora per la finale dei 60 kg. Mentre c'è nelle vicinanze Simone Steri. Lo vado a raggiungere. Allora Simone, intanto complimenti per questa vittoria, direi vittoria senza discussioni. Primi secondi della prima ripresa, un po' di studio, poi sei salito di colpi in maniera netta. Nella seconda ripresa non c'è stata davvero storia. Beh, abbiamo aspettato un attimino per conoscere l'avversario, perché non lo conoscevamo, e come penso anche lui magari abbia fatto, e poi è andata come è andata. Magari sono andato
meglio segno rispetto a lui e li ha accusati più di me ed è andata così, però un bel match, dai. L'unica cosa che poteva preoccuparti forse era questa piccola ferita al naso, direi. Mi sono preso 2 colpi di testa, infatti così amichevolmente gliel'ho anche detto, ho detto mi hai picchiato con la testa, però sono cose che capitano nello sport e che nel momento l'agonismo e tutto un po' ti innervosisce, ti scoccia, però fa parte del gioco, tra virgolette. Mentre stiamo assistendo al match tra De Zogus e Lowers, iniziato direi in maniera abbastanza interessante, precedenza bella azione a 2 braccia del pugile sassarese. Simone, a questo punto vai oltre Tirreno per rappresentare la Sardegna, un bell'orgoglio, un bel traguardo per te. Sì, diciamo che questa era la prima tappa e adesso vediamo di riuscire a giudicarci anche quella italiana. Sarà difficile, sarà dura, bisognerà lavorare ancora, ma ci impegniamo. Raccontami anche che clima si respira all'interno della Sardana Box con Fabrizio, Eric, insomma l'atmosfera è quella di una grande famiglia, mi pare di capire. Esatto, la Sardana è una famiglia, ha detto bene, ha detto tutto, cioè ci vuole poco per descriverla. Grazie mille Simone, complimenti ancora, torniamo a seguire allora ciò che sta accadendo sul ring, la finale dei 60 kg tra Giambattista De Zogus e Kevin Lowers. Incontro che è partito con buona intensità, ricordiamo De Zogus per la wheelchair Ghilarza all'angolo rosso, Kevin Lowers Boxing Club Sassari all'angolo blu. Prima ripresa delle 3 in programma e seconda delle 5 finali, sinistro a segno di De Zogus. Gancio molto ben portato, poi i montanti al corpo, una serie infinita ancora per De Zogus che sta cercando di prendere il controllo dell'incontro, prova a replicare il gancio sinistro Lowers senza però far male, cerca un altro varco invece De Zogus. A vuoto col gancio destro De Zogus, sinistro e destro invece per Lowers, 2 montanti destri al corpo ancora portati da De Zogus. Termina la prima ripresa con gli applausi da parte del pubblico. Tutti i posti disponibili a bordo ring sono esauriti qui a Decimo Mannum per questa serata che vi stiamo raccontando in diretta su Directa Sport, a conclusione di un weekend come sempre molto ricco sui nostri schermi, iniziato il pomeriggio di sabato con il basket femminile di Serie A2. Vi abbiamo raccontato la promozione, il ritorno dello storico Geas Sesto San Giovanni in Serie A1 dopo la vittoria larga senza discussioni a scapito del San Salvatore Selargius. C'è stato anche tanto futsal nel nostro pomeriggio. Città di Sestu purtroppo è stato sconfitto in casa dal Carre Chiuppano nel primo turno dei playoff, e sconfitta anche per la Leonardo Cagliari nel round di playout contro il Futsal Ossi. Per la nostra domenica invece il calcio femminile di Serie B, Torres Padova, e poi potrete vedere a partire da domani gli highlights del match valido per il campionato di promozione regionale San Marco a Semini 80 contro Idolo di Arzana. La vittoria è andata alla squadra di Massimiliano Pani per 3-2, tutti i gol, ripetiamo, a partire da domani su Directa Sport. Mentre ancora attenzione a sinistro di De Zogus, anche se Lowers non sta a guardare, carica il gancio destro senza però riuscire a centrare il bersaglio.
vuoto anche De Zogus, ora aveva cercato anche lui l'aggancio. Attenzione al montante destro ben portato da Lowers, e ancora con questo colpo cerca di rendersi pericoloso. Bella serie. Poi di risposta per De Zogus. Centrato poi ancora dal diretto destro di Lowers. Sono abbassati notevolmente, direi, i ritmi nel corso di questo secondo round che ormai volge la conclusione, col destro ancora una volta tentato da Lowers. Ricordiamo anche le finali a seguire: Kevin Masala della Blue Tribune contro Julian Osamerunwen, atleta di origine africana della Turris Martellini, quindi categoria 69 kg. Claudio Sonin Lakatus, impegnato nel derby tutto interno alla Corner Gym con Gabriele Manconi. E poi a chiudere il quadro categoria 91 kg Federico Pinna della Box Tomà di San Sperate, palestra Tronci, contro Paolo Murad Lafuli della Aurora Calangianus. Avete sentito, fuori secondi, dunque inizia la terza e ultima ripresa di questa seconda finale della fase regionale del trofeo nazionale senior. Il quadrato è quello allestito in via Aldo Moro a Decimo Mannu, organizzazione della Sciardana Box. Riunione pugilistica visibile in diretta tutto il mondo grazie alla collaborazione con la Sciardana Box e con Steve Sport. Attenzione a sinistro ancora di Lowers. A vuoto col montante destro Lowers, tocca col sinistro invece De Zogus, che poi prova a partire all'attacco, montante sinistro al corpo, poi prova a entrare anche col destro, bel sinistro, diretto sinistro a segno per De Zogus. E ora l'angolo di Lowers si fa sentire, bel montante destro. De Zogus non ha alcun problema e non accusa.
serie di montanti al corpo per De Zogus. Tiene l'avversario a distanza con l'uso del sinistro, invece Lowers destro a segno in precedenza per De Zogus. Molto chiusa la guardia di Lowers. Pochi secondi al termine del match. Lowers prova a chiudere in crescendo. Quindi si scambiano un bell'abbraccio molto sportivo dopo il gong della terza ripresa. E ora l'arbitro va a recuperare i cartellini dei giudici prima della lettura del verdetto. Verdetto che dovrebbe premiare Giambattista De Zogus della wheelchair Ghilarza su Kevin Lowers, ma attendiamo ovviamente prima di sbilanciarci. Seconda finale, lo ricordiamo, delle 5 in programma. Box che sarà protagonista anche nei prossimi mesi sui nostri schermi, ma prima sentiamo il verdetto. Ilaria campione regionale senior per la categoria 60 kg, l'angolo blu Lowers Kevin. C'è la vittoria di Kevin Lowers del Boxing Club Sassari su Giambattista De Zogus della wheelchair Ghilarza, dunque smentito quanto avevamo provato a prevedere in precedenza. Abbiamo così anche il secondo campione regionale. Vediamo se ci sarà spazio tra poco anche per sentire le parole di Lowers. Noi prima della terza finale ci prendiamo una piccolissima pausa, poi torniamo in diretta. J4 Sport si occupa della fornitura di abbigliamento e attrezzature sportive dei migliori marchi italiani ed esteri. Unico RA Pro di Cagliari, rivenditore gold del brand spagnolo Ioma, dei medicinali Sixtus, delle attrezzature Barrett e Schiavi, oltre che di tanti altri prestigiosi marchi. Sono tante le società sportive e gli atleti di tutti gli sport che si servono da J4 Sport e che continuano a seguire la nostra filosofia: vestirsi bene, comodi e al giusto prezzo. Studio Casa è un'impresa edile specializzata in ristrutturazioni e costruzioni secondo le più accurate e innovative metodologie. Con oltre 500 lavori eseguiti, l'azienda si colloca come leader nel panorama regionale, offrendo un'assistenza alla clientela dalla fase di progettazione e di sbrigo pratiche a quella della scelta dei materiali e della realizzazione delle opere. Forniture dirette dalle fabbriche, lavori in tempi certi con la massima qualità, certificazioni di legge e agevolazioni fiscali. Studio Casa, un unico interlocutore, un'unica garanzia, una scelta sicura. Torniamo in diretta da Decimo Manu, mentre è iniziato da pochissimi secondi il match tra Kevin Masala della Blue Tribune con guantoni
e caschetto protettivo di colore rosso. Il suo avversario è Julian Osamerunwen della Turris Martellini. L'angolo blu con guantoni e caschetto protettivo blu. Ricordiamo anche i due campioni regionali eletti da questo ring fino al momento nelle due finali precedenti. Dunque Simone Steri ha battuto prima del limite Alessio Perinu dell'Aurora Calangianus, poi il successo di Kevin Lowers su Giambattista De Sogus. Finale dei 64 kg con Masala che nella giornata di ieri in semifinale ha battuto per KO tecnico Ganiu Moshod della Turris Martellini. Struttura fisica interessante, leve particolarmente lunghe e veloci per l'atleta di origine africana. Arriva a questo incontro con i favori del pronostico, a detta degli addetti ai lavori Masala. Bel destro a segno, gancio destro ben portato da Masala che insiste nella sua azione. L'avversario chiuso all'angolo per un istante, ora riesce a uscirne. Primo momento di difficoltà per Julian Osamerunwen. Mentre è terminata la prima ripresa, ovviamente prevalenza per Masala. Fino a questo momento ha portato lui i colpi più interessanti, i colpi più puliti. E vedete, la grafica ci ricorda la seconda ripresa. Sta iniziando la seconda ripresa del match, terza finale sul ring di Decimo Mannu. Masala contro Osamerunwen, che ora subisce l'azione a due braccia, sempre di Masala, molto deciso anche in avvio di seconda ripresa. Vuoto con il destro. L'atleta all'angolo blu, molto mobile sul tronco, sulle gambe. Masala prova a chiudere all'angolo ancora il suo avversario. Ancora buona l'azione a due braccia di Masala. Azione fulminea improvvisa non appena coglie un minimo sbilanciamento dell'avversario. Passa subito all'attacco Masala, tantissimo movimento ancora sul tronco, tante finte, e piazza un altro bel destro qui. Azione ora al corpo, ha provato in particolare col montante sinistro.
costantemente a occupare il centro del quadrato Kevin Masala, sinistro e poi ancora gancio sinistro a segno per Masala, accusa notevolmente Osamer Unwen che viene contato giustamente. Molto bella l'azione del pugile della Blue Tribune, la più bella vista in questa serata. Vediamo se riesce a concludere pure lui l'incontro prima del limite. Ancora il movimento sulle gambe di Masala, è pronto a sferrare un nuovo attacco. Invita l'avversario a sbilanciarsi, a muoversi. Montante sinistro, gancio destro con una rapidità impressionante. Gancio destro ancora a segno e direi che può bastare così. Secondo conteggio a stretto giro di posta per Osamer Unwen, il cui orgoglio non può bastare per proseguire l'incontro, incontro che invece va avanti. Sta per terminare il secondo round. Secondo round che finisce ora. Applausi comunque per il coraggio del pugile della ASD Turris Martellini, abbondantemente in difficoltà contro le azioni decise del suo avversario, ma vuole provare a portare a termine l'incontro. Difficile a questo punto pensare a un esito diverso dalla vittoria di Kevin Masala. Ci apprestiamo ora a vivere gli ultimi 3 minuti di questo match. E vediamo anche se Masala riesce a regalare ancora qualche azione spettacolare. Finte, ancora grande movimento sul tronco. Prova ad agire col diretto sinistro invece Osamer Unwen. Differenza di valori tecnici assolutamente evidente in favore di Masala, che continua a dominare l'incontro. Il pugile della Turris Martellini ha retto il confronto inizialmente, direi nella prima metà del primo round, poi francamente non c'è stata più competizione. Osamer Unwen avrebbe bisogno di un colpo risolutore teoricamente per riuscire a mettere in discussione ancora questo titolo regionale. In realtà il suo vero obiettivo sembra essere quello di terminare in piedi l'incontro, e qui è andato a incassare un altro gancio sinistro. Ancora Masala a muoversi. Un grande dinamismo all'interno del quadrato, il suo angolo lo invita a maggior concretezza. Può controllare la vittoria Masala, ma
vuole evidentemente concedere anche qualcosa allo spettacolo. Qui centra il volto dell'avversario con un altro bel destro a segno. Termina qui l'incontro. Applausi per Kevin Masala, davvero bel pugile, quello della Blue Tribune, che si aggiudica questo titolo regionale e volerà rappresentare la Sardegna alla fase nazionale. Trofeo nazionale senior che verrà disputato in una sede ancora da definire. Applausi in precedenza anche per il cuore comunque di Julian Osamerunwen della Turris Martellini, e anche l'avversario va a rendergli omaggio. È stato un incontro con un solo padrone, ma ha provato a fare il suo. Il pugile di origine africana che merita assolutamente tutti gli onori del caso. Tra poco la cerimonia ufficiale del verdetto. Si laurea campione regionale senior per la categoria 64 kg, l'angolo rosso Kevin Masala è campione regionale della categoria 64 kg. Ora ci sono anche i crismi dell'ufficialità, lui stesso va a vestire la medaglia, o meglio a mettere sul collo dell'avversario la medaglia celebrativa, poi i saluti finali prima della quarta e penultima finale. Sono già pronti Claudio Sorin Lakatus e Gabriele Manconi. Per noi altra piccola pausa pubblicitaria, poi saremo nuovamente in diretta qui da Decimo Mannu. La società Bartolo Efisio Redi, con sede a Decimo Mannu, lungo la strada statale 130 al chilometro 14,300, esegue demolizioni industriali, recupero e trasporto materiali ferrosi e non, ritiro materie plastiche riciclabili e non riciclabili e servizio di pressatura. Per prenotare il ritiro dei tuoi materiali, chiama i numeri 340 10 29 181 oppure 346 86 34 752. Bartolo Efisio Redi sostiene lo sport. Torniamo in diretta dopo questa brevissima pausa da Decimo Mannu. categoria 69 kg. Mentre c'è nelle vicinanze Kevin Masala, lo vado a raggiungere per l'intervista in diretta. Allora Kevin, intanto complimenti per questo bel risultato, è stato un incontro dominato da parte tua. Sì, grazie. Buon match, tranquillo, equilibrato. All'inizio ho avuto un po' paura delle sue allunghi, però ho visto che era un po' lento, quindi ne ho approfittato per andare sotto. Prima ripresa un po' di studio, lui aveva leve lunghe e veloci. Alla prima ripresa era un po' lì il match, infatti dalla seconda in poi ho dovuto aumentare il ritmo anche per infierire un po' di più sul suo fegato. Hai concesso qualcosa anche allo spettacolo, il pubblico ti ha applaudito e ha gradito anche le tue azioni. Sì, deve essere che ho fatto un buon match, quindi sono contento e vediamo di fare un buon risultato anche agli italiani. Esatto, adesso con quale spirito ti approcci alla fase nazionale? Ovviamente l'obiettivo è sempre quello di vincere. Sì, come diciamo un leone, andare avanti, continuare, comunque vada il risultato, è sempre bello partecipare a queste gare. Grazie mille allora Kevin, complimenti ancora per questa vittoria. Noi andiamo avanti.
È iniziata la prima ripresa del match tra Claudio Sorin Lakatus e Gabriele Manconi. Ricordiamo che a seguire non ci sarà la finale dei 75 kg tra Alessio Galelli della Palestiche e Bronislav Savchuk. Problema alla spalla per Galelli, che dunque non potrà combattere. E allora a rappresentare la Sardegna al torneo nazionale sarà Bronislav Savchuk, pugile della Ferrari Gym del maestro Danilo Leoncini. Lakatus, ricordiamo, all'angolo rosso, Manconi l'angolo blu, dunque pantaloncini bianchi per Manconi, pantaloncini rossi per Lakatus. Categoria 69 kg. Incontro abbastanza equilibrato in questa fase iniziale. Tra due atleti che gioco forza si conoscono molto bene. Termina il primo round, lo avevamo detto, equilibrio, poche sortite particolarmente efficaci qui. Si stanno dando battaglia, lo ricordiamo, Claudio Sorin Lakatus e Gabriele Manconi, entrambi della Corner Gym di Oristano. In semifinale Lakatus ha battuto Andrea De Muro della Puzzolu Boxing Team, mentre Manconi ha avuto la meglio di Alberto Casti della Box Toma di San Sperate. Questo è il cammino dunque dei due pugili per arrivare a questa finalissima. Quella della categoria 69 kg, penultimo match. Seconda ripresa che inizia ora tra Lakatus e Manconi, inizia forte con bello scambio tra i due. Pochi colpi però puliti a segno fino a questo momento. Struttura fisica non troppo diversa, anche se c'è una evidente differenza di altezza in favore di Manconi, che può in questo modo provare a sfruttare le leve più lunghe. Accorcia invece costantemente la distanza a Lakatus.
provato a entrare col diretto sinistro Manconi, immediata la risposta di Lakatos, avete visto la combinazione al corpo, poi ancora il destro cercato dal pugile in guantoni rossi. È l'incontro più equilibrato tra quelli visti fino ad ora. Scivola qui Manconi, e ricordiamo campioni regionali eletti fino ad ora dal quadrato di Decimomannu, ricordiamo a beneficio di coloro i quali si fossero collegati soltanto da poco sugli schermi di Diretta Sport. Simone Steri ha avuto la meglio di Alessio Perinu dell'Aurora Calangianus nella categoria 56 kg, nella divisione dei 60 kg vittoria per Kevin Lowers della Boxing Club Sassari su Giambattista De Sogus della Wheelchair Ghilarza. Quindi nella categoria 64 kg Kevin Masala ha battuto Julian Osameru Nguyen della Turris Martellini, Kevin Masala ovviamente della Blue Tribune. E ora stiamo assistendo all'incontro tra Claudius Sorin Lakatos e Gabriele Manconi, derby interno alla Corner Gym di Oristano, match valido nella divisione dei 69 kg. Dopo questo incontro ci sarà l'ultima finale in programma, 91 kg, la categoria Federico Pinna contro Paolo Murad Lafuli. Intanto è iniziato il terzo e ultimo round, Lakatos contro Manconi. Vediamo se viene un po' scalfito l'equilibrio che ha contrassegnato fino ad ora l'incontro. In precedenza dicevamo ci saranno altri appuntamenti ovviamente dedicati agli sport da combattimento sugli schermi di Diretta Sport, e in particolare ci sarà il pugilato tra un mese circa, il Memorial Locci Monduzzi da Elmas. Poi tanto altro sempre con la collaborazione di Steve Sport. Entrambi i pugili stanno ben attenti a non concedere un bersaglio facile, ma anche colpi puliti direi che continuano a latitare fino a questo momento. Montante al corpo, precedenza per Lakatos. E ancora Lakatos che è andato all'attacco senza però trovare il bersaglio, nemmeno con questa offensiva. Ci riprova. Vuoto col gancio destro, poi prova a entrare con
diretto sinistro, sempre Lakatus. Che forse più costantemente rispetto a Manconi ha cercato l'iniziativa nel corso di questo incontro che è terminato ora, ripetiamo, il più equilibrato tra tutti quelli visti fino a questo momento. E dunque c'è curiosità prima della lettura del verdetto ufficiale, mentre osserviamo a poca distanza da noi le operazioni di riscaldamento di Federico Pinna della box Toma di San Sperate. Dall'altra parte Paolo Murad Lafuli dell'Aurora Calangianus, che dunque torna protagonista anche con i suoi maestri. Si laurea campione regionale senior per la categoria 69 kg. L'angolo rosso, Lakatus Sorin. Premiata l'intraprendenza di Claudius Sorin Lakatus, che dunque si laurea campione regionale, andrà a rappresentare la Sardegna al torneo nazionale. Si è andato ad aggiudicare questo derby interno alla Corner Gym di Oristano, dunque eletto anche il quarto campione regionale. Manca l'ultimo, arriverà tra poco Federico Pinna della box Toma contro Paolo Murad Lafuli della Aurora Calangianus. I due pugili sono ormai prossimi all'ingresso sul ring, prima di andare a vivere la battaglia, l'ultima battaglia di questa serata a decimo mano. Noi andiamo in pubblicità, ma torniamo subito. La società Bartolo Efisio Redi, con sede a Decimo Mannu, lungo la strada statale 130 al chilometro 14,300, esegue demolizioni industriali, recupero e trasporto materiali ferrosi e non, ritiro materie plastiche riciclabili e non riciclabili e servizio di pressatura. Per prenotare il ritiro dei tuoi materiali, chiama i numeri 340 10 29 181 oppure 346 86 34 752. Bartolo Efisio Redi sostiene lo sport. Ancora in diretta da Decimo Mannu stanno giungendo le immagini della quinta e ultima finale regionale nel torneo senior. All'angolo rosso Federico Pinna, per la box Toma, l'angolo blu Paolo Murad Lafuli per l'Aurora Calangianus. Ancora qualche istante di attesa prima dell'inizio di questo incontro. Quello conclusivo di serata e l'inizio del match ritardato per l'assenza del nastro necessario a fasciare i guantoni. Piccoli inconvenienti, insomma, possono sempre capitare.
nastro prontamente trovato, e allora manca poco alla battaglia per il titolo regionale della categoria 91 kg. Pinna contro la Fulì, in fronte la box Toma di San Sperate e la Aurora Calangianus. Divisione di peso interessante, due pugili giovani. È la prima ripresa. Inizia la prima ripresa. Guantoni, calzoncini rossi, canotta ovviamente rossa per Pinna, pantaloncini neri, canotta e guantoni blu per la Fulì. Anche in questo caso la distanza è quella delle 3 riprese da 3 minuti. Si assegna un altro titolo regionale. Provato la Fulì, calcio sinistro, senza però riuscire a centrare il bersaglio. Anche in questo caso la prima ripresa sarà di studio. Jab sinistro in precedenza di Pinna con la Fulì, che ha provato a passare all'attacco. In precedenza la Fulì a vuoto con il gancio sinistro. Pinna guarda in direzione del suo angolo, sta dando soluzioni per replicare, per mettere in difficoltà il suo avversario. Deve stare attento ancora al sinistro di la Fulì. Termina la prima ripresa. Mentre vedete inquadrato l'angolo di Paolo Murad la Fulì. Allora quello di Federico Pinna. Fuori secondi, allora inizia la seconda ripresa tra Pinna e la Fulì.
Qui non c'è assolutamente differenza di altezza, di lunghezza di leve, di allungo tra i due. Lafouly con l'azione decisa ha chiuso Pinna all'angolo, attenzione, l'azione a due braccia del pugile dell'Aurora Calangianus, che parte nuovamente deciso, occupa il centro del ring e prova ancora il gancio sinistro, stavolta senza trovare il bersaglio. Attenzione ancora al destro di Lafouly, sta salendo di colpi. Pinna chiamato a essere un po' più intraprendente in questa fase, sta ancora subendo l'azione di Lafouly. Attenzione al gancio destro, anche se qui subisce l'avvertimento da parte dell'arbitro. Pinna pare anche un po' in debito di ossigeno in questa fase conclusiva del secondo round. In questa ripresa Lafouly si è fatto decisamente preferire, diverse iniziative di qualità, potenti, precise. Vediamo se chiude bene anche questo round. Termina il secondo round con il tema dell'incontro, che è sempre il medesimo. Lafouly all'attacco cerca di scalfire ulteriormente le certezze di Pinna, che ha sofferto molto spesso le iniziative di Paolo Mourad Lafouly. Boxing Club Sassari anche al suo angolo, si tratta però di un pugile della Aurora Calangianus. Boxing Club Sassari che porta a casa il titolo regionale conquistato da Kevin Lauers, bravo a imporsi su Giambattista De Sogus. Aurora Calangianus che invece cerca di rifarsi dopo la sconfitta per intervento medico in corso all'inizio della terza ripresa. Alessio Perinu contro Simone Steri. Inizia la terza e ultima ripresa, vediamo se Lafouly riesce a capitalizzare ulteriormente la superiorità già dimostrata nel corso del secondo round. Qui ancora provato prima col sinistro, poi con il destro. Attenzione a sinistro di Lafouly, che prova a entrare anche col destro. Occupa costantemente il centro del ring il pugile dell'Aurora Calangianus.
Fulì approdato alla finale dopo aver affrontato e battuto Alessio Pilloni della Sciardana Box. È arrivata una voce chiara dall'angolo di La Fulì, manca poco, allora non resta che controllare il vantaggio fin qui acquisito. Pinna non sembra essere in grado di mettere in discussione l'esito di questo incontro. Ancora un bel sinistro a segno per La Fulì. Ancora La Fulì, andato a toccare col sinistro in precedenza, qui attende che Pinna si sbilanci, i due si portano pericolosamente alle corde che fortunatamente sono ben tese. Termina qui l'incontro, vittoria senza discussioni in questo caso per Paolo Murad La Fulì, l'ultimo campione regionale laureato dal quadrato di Decimomannu, pugile della Aurora Calangianus. Ha avuto la meglio su Federico Pinna della Box Toma di San Sperato. Ovviamente prima attendiamo il verdetto ufficiale, mentre il pubblico inizia a lasciare il bordo ring. Non è ancora arrivato però il momento dei saluti. Prima c'è il verdetto, poi riepilogheremo quanto ha detto questa serata Decimomannu, serata organizzata in maniera come al solito impeccabile dalla Sciardana Box di Fabrizio Melis ed Erika Tronci. Campione regionale senior per la categoria 90 kg, l'angolo blu da Fulì Murad. Non ci sono sorprese, non potevano essercene. Vittoria per Paolo Murad La Fulì, come detto, campione regionale nella divisione dei 91 kg, andrà a rappresentare la Sardegna alla fase nazionale assieme a Claudius Sorin Lakatus della Corner Gym di Oristano, assieme a Kevin Masala della Blue Tribune, assieme a Kevin Lauers della Boxing Club Sassari, a Simone Steri della Sciardana Box. Questo il quadro allora dei campioni regionali, questo ciò che ha detto il quadrato di Decimomannu. Era la fase regionale del torneo nazionale senior, serata che vi abbiamo offerto in diretta grazie alla collaborazione con Steve Sport, con la stessa Sciardana Box. A me non resta altro allora che ringraziarvi per averci seguito. L'appuntamento, ovviamente grazie anche a Mattia Azzeni che ha curato le immagini e la parte tecnica di questa serata. L'appuntamento e i prossimi eventi di box e non solo targati directasport.it, la TV dello sport sardo. La società Bartoli Fisi Redi, con sede a Decimomannu, lungo la strada statale 130 al chilometro 14+300, esegue demolizioni industriali, recupero e trasporto materiali ferrosi e non, ritiro materie plastiche riciclabili e non riciclabili e servizio di pressatura. Per prenotare il ritiro dei tuoi materiali, chiama i numeri 340 10 29 181 oppure 346 86 34 752. Bartoli Fisi Redi sostiene lo sport.
Dalla cinquantennale esperienza di Commerciale Pirroni nel settore dell'edilizia nasce il nuovo showroom dedicato alla ristrutturazione della casa. Nella storica sede di via San Sperati a Decimo Mannu, da oggi puoi trovare un fornitissimo reparto dedicato alla termoidraulica con una vasta selezione di articoli di qualità, tutti rigorosamente made in Italy. Beretta, DAB, Rinnai, Vaillant sono solo alcuni dei marchi di indiscussa affidabilità presenti nel nostro punto vendita, dove un personale specializzato vi aiuterà a trovare le soluzioni impiantistiche più idonee alle vostre esigenze. Sistema tintometrico e nuovo servizio di noleggio elettroutensili. Commerciale Pirroni, qualità e affidabilità per la tua casa. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni.